MDN Veneto incontra Marta Vanzetto, benvenuta nella nostra trasmissione. Buongiorno a tutti. Allora, noi l'abbiamo disturbata perché abbiamo letto dai comunicati stampa che c'è stato un consiglio o una commissione che ha riguardato nello specifico la questione annosa del filobus. Ci può dare qualche notizia, sentendolo proprio dalla voce di chi ha partecipato alla commissione, che cosa sta succedendo rispetto a questa difficile, sembra un parto insomma che non avviene mai? Ma allora, il consiglio straordinario, il consiglio comunale straordinario si è svolto proprio sul tema dell'opera filobus, o meglio della non opera filobus, perché fondamentalmente non sta procedendo. Le ragioni sono di diversa natura. Il motivo per cui non procede sostanzialmente perché il comune sembrerebbe non aver neppure versato l'importo all'azienda per procedere con i lavori. Infatti dall'emergenza Covid di marzo i cantieri sono fermi. Di fatto la città è ostaggio di molti cantieri che innanzitutto pregiudicano quello che è la qualità della mobilità cittadina, ma pregiudicano anche interi quartieri e l'economia anche di interi quartieri, perché basti pensare ai negozi e ai piccoli commercianti che vivono appunto magari anche dei piccoli commerci, delle piccole transazioni quotidiane che vengono impediti nel loro lavoro da questi mezzi di trasporto, da queste reti che fondamentalmente impediscono l'accesso agevolmente ai cittadini. Cosa succede? Ma in realtà succede che questa è semplicemente un'amministrazione Tosi, non è un'amministrazione che si è insediata per dare nuova linfa alla città, è un'amministrazione che ha vinto solo per fare uno sgarro a Tosi. E quindi quando vinci con questi presupposti, senza idee, senza capacità manageriali, senza capacità neppure di nominare qualcuno che decida, la città si blocca. Il caso del filobus è emblematico. Basti pensare che abbiamo il Barini, che è una nomina politica di Sboarina e dell'assessore Polato, che dopo aver proceduto al taglio di centinaia di alberi su Verona, che sarebbe stato funzionale alla realizzazione del filobus, lui continua a sostenere che il filobus sa da fare così come era stato progettato, mentre i politici che l'hanno nominato cominciano ad avere delle perplessità e a valutare opzioni diverse. Ora, va chiarito un aspetto fondamentale. Il sindaco, quando in consiglio straordinario sulla stampa dichiara che l'emergenza Covid ha cambiato le carte in tavola e che solo dall'emergenza è stato possibile un confronto col Ministero per vagliare opportunità diverse, racconta balle. Lo dico con grande onestà intellettuale, perché io a luglio del 2019, il 30 luglio del 2019, mi recai al Ministero delle Infrastrutture, dove ho avuto modo di parlare con i funzionari, ma anche proprio con il Ministero stesso e i diretti referenti, i quali mi hanno comunicato senza se e senza ma che non c'era nessun ostacolo ad incontrare dirigenti o politici del Comune di Verona per valutare opzioni diverse rispetto al filobus. Quindi c'era totale apertura. Ricordo che l'anno scorso a luglio avevamo peraltro il nostro ministro del Movimento 5 Stelle, Toninelli. Quindi quando io a ragion veduta mi sono recata al ministero e sono tornata dicendo prendete appuntamento e andate a verificare se ci sono opportunità diverse, sapevo esattamente di cosa stavo parlando e il ministero mi aveva autorizzata a comunicare questa opportunità. Cosa mi ha risposto l'amministrazione? Se non mi scrivono nero su bianco che pagano tutte le penali, noi neppure facciamo la richiesta di un confronto. Allora,
non è il Covid che ha cambiato le cose, semplicemente dopo un anno il sindaco, a fronte di mancati magari pagamenti alla società, a fronte di un disagio sulla città che ha potuto verificare con mano, ha ben pensato di a questo punto confrontarsi con il Ministero. Ma quando io a ottobre, novembre, anche inizio 2020 feci accesso agli atti e chiesi: scusate, mi date per piacere le comunicazioni con le quali avete chiesto un qualsiasi incontro con il Ministero, con l'azienda o un tavolo tecnico per confrontarvi sulle possibilità di un'altra operazione? La risposta è stata: non esiste alcuna richiesta di confronto con il Ministero da parte di questa amministrazione, non esiste alcun tavolo tecnico per vagliare altre possibilità. Punto. Ora che ci sono tutti questi cantieri aperti, cioè, sembrano già opere quasi in via di realizzazione, tutte cancellate, tutte chiuse. Quale sarà adesso la svolta? Quindi dal Consiglio straordinario cosa è venuto fuori? Io nel Consiglio straordinario ho lanciato una proposta. I cantieri sono aperti ma sono fermi, in stand-by. Non si sa neanche se ripartiranno, non si sa neanche se si arriverà alla fine e quando si arriverà alla fine. Ma una cosa è certa: l'apertura delle scuole e l'inizio delle attività economiche quasi al 100% del loro regime è alle porte. Cioè, apriamo una finestra e già le vediamo partire, e questa città sarà ostaggio di un traffico e di un inquinamento insostenibile, perché le persone non si sentono più in questo momento sicure di poter utilizzare il mezzo pubblico come prima del Covid, il che significa che la città va pensata in maniera diversa, altrimenti non ci muoviamo più. Allora la mia proposta qual è stata? Convertite i percorsi che erano previsti per il filobus per piste ciclabili e percorsi pedibus laddove sia possibile nelle vicinanze delle scuole. Perché questo? Perché solo se noi mettiamo le persone e i bambini, i ragazzi, nelle condizioni di poter muoversi autonomamente, i genitori non accendono la macchina alle 7:45 della mattina o alle 7:30. Diversamente troveremo una fila di auto in fila, un genitore e un bambino, tutti pronti a fare 2 chilometri per portare il figlio a scuola. Abbiamo visto da un'indagine che il 22 o 25% dei cittadini non fa più di 5 chilometri. Come? Non fa più di 5 chilometri con l'auto. No, ne fa meno di 2. Ah. Meno di 2. Cioè, meno di 2 chilometri in bicicletta li si fa agevolmente. Devono esserci le piste ciclabili, certo, serie però, non le piste ciclabili che troviamo in Corso Milano, dove, diciamocelo, se sfortunatamente un ciclista viene investito, viene in qualche maniera si scontra con un altro ciclista, se erroneamente una mamma col passeggino si scontra con uno che va in bicicletta perché perde l'equilibrio, siccome quelle piste ciclabili non sono neppure della dimensione corretta, voglio vederla l'assicurazione del comune che va a pagare i danni ai cittadini a fronte di piste ciclabili che potrebbero non essere corrette nelle loro dimensioni. E questo è un aspetto che io ho eccepito molte volte anche in commissione, ma ovviamente si aspetta che ci sia l'incidente, si aspetta che l'assicurazione eccepisca che Verona non ha le piste ciclabili a norma e poi a quel punto si provvederà a danni fatti. La città è ostaggio di chi? È ostaggio non del filobus, attenzione, o del non filobus, è ostaggio dell'amministrazione che è immobile, il cui unico obiettivo è utilizzare la sala blu del comune per fare conferenze stampa, per fare video su YouTube, ma la sala blu del comune va utilizzata per fare le commissioni, va utilizzata invece per svolgere l'attività istituzionale e dare risposte ai cittadini che se le aspettano, perché loro non hanno votato l'amministrazione perché facesse uno sgarro al precedente sindaco, ha votato qualcuno nella speranza che portasse delle novità, ma novità in senso positivo,
non il blocco totale di qualsiasi progetto. Sì, diciamo, è bene tenere sempre alta l'asta dell'attenzione in modo che l'opposizione possa, nel suo ruolo istituzionale, poter tenere sempre sulla corda chi è al comando delle redini della città e in questo lei e il suo collega siete sempre molto attivi e molto attenti ai temi legati alla città. D'accordo, grazie consigliere di averci illustrato ciò che è accaduto durante il Consiglio straordinario e magari ci risentiamo per settembre per capire quali saranno le novità, proprio in previsione che il Volentieri. 14 ripartono le scuole e quindi sarà veramente un bel problema. Grazie consigliere. Grazie a voi, buona giornata. Mayday, mayday, up and shoot, mayday.